Il bilancio sociale è un punto di arrivo o di partenza? È un punto di partenza sicuramente perché ci ha permesso di fare il punto su quella che è la nostra situazione sia interna che il rapporto con gli stakeholders. È stato un momento veramente importante per tradurre dei semplici dati che a volte sembrano asettici e anche incomprensibili in effettivamente quello che facciamo. Siamo riusciti a comunicare le nostre azioni, cioè tutto quello che fa chi lavora nel parco per il proprio territorio e soprattutto in un modo semplice che può essere letto da chiunque. E il Parco regionale dei Colli Ugani è il primo dei parchi del Veneto ad approcciarsi al bilancio sociale. Sì, questo strumento è un po' sottovalutato dal mondo dei parchi in quanto diamo per scontato che tutti capiscano qual è il nostro agire. Siamo i primi nel Veneto e siamo veramente in pochi in Italia. Grazie a Federparchi abbiamo avuto l'opportunità di dare questo strumento in mano alla gente. Spero veramente di poter fare da capofila per tutto il Veneto. È importante che non solo i cittadini ma anche la parte politica si accorga del valore che questi enti strumentali della regione hanno per il territorio e per chi lo vive. Dopo 5 anni di mandato, cosa è cambiato della struttura del parco e come? Allora, il nostro sforzo è stato fin dall'inizio quello di adeguare la macchina amministrativa alle esigenze del territorio, alle esigenze previste, ai compiti previsti dalla legge istitutiva e dal piano ambientale. È stato molto faticoso perché nel frattempo in questi 5 anni ci sono state tutta una serie di nuove norme, una legislazione nuovissima, ci sono state una maggiore attenzione alla performance amministrativa delle pubbliche amministrazioni, alla responsabilità del personale, dei dirigenti, per cui è stato un adeguamento continuo a tutto quello che veniva fuori appunto per la pubblica amministrazione, ma è stato anche un miglioramento tecnico di competenze, una formazione incrementata a volte anche del 60-70%, dedicando anche risorse. A questo punto diciamo, la macchina è abbastanza organizzata e abbastanza pronta per affrontare le sfide del futuro, che sono sfide di sostenibilità. L'importanza del bilancio sociale per un parco. Il bilancio sociale è un'attività importantissima, credo per tutti gli enti. Per un parco, a mio giudizio, lo è forse ancora di più, anche perché è una cosa poco diffusa che si sta cominciando a praticare e che serve a render conto ai cittadini che vivono in un parco, ma non solo a loro, anche a quelli che lo visitano, delle attività che vengono fatte in un modo tra l'altro comprensibile e leggibile per tutti. Questa è una cosa assolutamente importante perché spesso i bilanci degli enti pubblici sono pubblici ma sono incomprensibili. Un cittadino normale che ci mette l'occhio, se non è un commercialista, un esperto, non capisce assolutamente nulla di che cosa è un bilancio di ente pubblico, mentre invece il bilancio sociale dà proprio conto in maniera tematica delle cose che fa il parco e quindi secondo me è anche un grande strumento di trasparenza con il quale il cittadino può appropriarsi effettivamente della conoscenza sulle attività che svolge il parco nel quale sta o che visita.